Amici belli, buongiorno. Perdonerete insomma il setup un pochino più intimo, non c'ho tempo, non c'ho proprio tempo. Lasciate il like, magari qualcuno si è iscritto adesso, dice, ma chi è che fa solamente i video dalle sue stanze, dalla macchina, perché l'ultimo video è dalla macchina? No, io sono Valero Fluido da New York, i video li facciamo approfonditi, li facciamo belli editati e li facciamo con cognizione di causa. Però ci sono dei momenti in cui il che fare ti spinge a fare le cose in fretta e la fretta è spesso cattiva consigliera. Vedete come l'ho legato bene. Perché lasciate il like per la resuscita di Zielinski. Perché io come mi sveglio, ieri abbiamo saputo che Zielinski aveva avuto insomma un malore, qualcosa di non spiegabile con un infortunio e che non era stato insomma convocato, cioè è convocato ma non ha giocato con la Polonia. Di conseguenza tutti preoccupati che sta succedendo, che non sta succedendo. Si è parlato stamattina, cioè io stamattina quando cerco le notizie le ho viste tutte e due. Ho visto la notizia, quella là impossibile che ti mette in apprensione. Angina! Quando senti angina, io conosco l'angina pectoris, che è preoccupante perché coinvolge il cuore, eccetera, eccetera. Invece c'è un'altra angina che riguarda, insomma, è una sorta di tonsillite. Di conseguenza, guardando la timeline delle notizie che sono uscite un po' troppo in fretta, prima tutti preoccupati, gente che postava fotografie di Zielinski come se alla Ericsson, insomma, no, calma, calma, calma. Probabilmente il Napoli fa sapere, ho letto anche del genere, che dice che non è una cosa così grave. Consideriamola un'influenza e magari non gioca con la nazionale, se ne torna, riposa e poi torna a disposizione. Questa è la prima cosa. Ovviamente io ricordo che post Covid Zielinski ebbe dei problemucci e noi sulle conseguenze di chi l'ha avuto, eccetera, eccetera, specialmente gli atleti, ancora ne sappiamo pochissimo. Poi è un discorso che va nei meandri e non voglio proprio entrarci perché siamo medici, non siamo medici. Di conseguenza, calma, sangue e gesso, aspettiamo le notizie come ci escono perché dobbiamo ritornare presto a giocare a pallone con la nostra squadra, che è il Napoli, e non sono le nazionali, e dobbiamo capire un pochino chi avrà a disposizione Mazzarri, perché stavamo facendo le varie proposte, e qui si è entrato nel discorso della possibile emergenza in difesa, perché con Mario Rui infortunato, e questa è una cosa sicura e probabilmente ne salterà tantissime, Olivera diventa titolare assoluto di quella fascia, non in discussione, a meno che non puoi insomma metterci ogni tanto Juan Jesus bloccato, oppure ci metti Nathan che il terzino lo ha fatto, e insomma una serie di cose in emergenza, Zanoli, Di Lorenzo. Però quello che non ci avevano detto è che nella partita con l'Argentina Olivera prende l'ammonizione e quindi è squalificato. Attenzione, questo cambia un pochino tutto. Vediamo se effettivamente lo liberano o se deve rimanere in gruppo. Potrebbe rientrare prima, a disposizione quindi di Mazzarri, ed essere titolare tranquillamente. Mentre questa cosa qua non ce l'avevano detta in tempo e quindi noi a fare le ipotesi come si fa sulla fascia sinistra, ci avevano detto di Kvara squalificato perché aveva preso la munizione, squalificato con la Spagna. Ma Kvara gioca tra poco, vedete l'orologio. Kvara dovrebbe giocare. Io ho controllato, ci sono notizie ancora una volta molto discordanti in rete. È difficile trovare, non trovo il regolamento della qualificazione degli europei online, dato che abbiamo poco tempo. È una notizia che tra qualche ora abbiamo di sicuro. Però quello che vi posso dire per certo è che Kvara ha preso 2 cartellini gialli. Se 2 cartellini gialli non ti portano alla diffida, cioè ti portano alla diffida ma non alla squalifica, questo io so. Di conseguenza Kvara dovrebbe essere regolarmente convocato per la partita con la Spagna, e se è convocato capace pure che gioca, non credo che se lo risparmiano per far bene a noi. Quindi non ci avevano dato la notizia di Oliveira che ci dovevano dare, ci danno la notizia sbagliata di Kvara squalificato, che invece che tutti quanti tornano tutti, l'effetto Mazzarri, tornano tutti prima perché così stanno tutti a disposizione, e invece probabilmente no. Kvara tornerà quando tornerà e speriamo perché le nazionali sono sempre pericolose per noi. Quindi discorso Zielinski da valutare con calma,
non spariamo grandi sentenze mediche perché non ne sappiamo niente. Discorso Zielinski. Discorso Oliver potrebbe tornare prima. Discorso Kvara potrebbe tornare quando era previsto, cioè farsi la partita oggi, stasera, e poi tornare con calma. Di conseguenza per Mazzarri ci sono ancora dei dubbi ovvi e logici, cioè chi far giocare in attacco, capire la situazione, in che forma tornerà Raspadori, perché Raspadori potrebbe essere uno di quelle idee. Mazzarri con il 4-3, ok, va benissimo, ma Mazzarri come lo considera il centravanti del 4-3? Come lo copi a Spalletti? Lo copi quando non c'è Osimhen? Osimhen pare che lo vogliano recuperare per l'Atalanta, a quel punto non si porrebbe il problema, dobbiamo capire se sta al 100%. Quindi la pausa delle nazionali è deleteria anche per questo, perché non vedo che le notizie diventano un po' più scarse nel senso sono di meno le notizie, e scarsa è l'informazione nel senso siete scarsi perché non siete molto molto aggiornati. Io faccio il possibile, quando ho tempo sto tutta la giornata a computer per darvi notizie un pochino più sicure, ma in questo caso c'ho un pochino, mi sto organizzando, sto per venire a Napoli, vi devo venire a trovare. Di conseguenza state tuned, perché tra canale Telegram, tutte le cose, le notifiche, forse pure una cosa, ritorniamo pure su Facebook, vediamo un pochino, dovete stare sul pezzo con me e capire il momento. Siamo molto molto, la conferenza di Mazzarri avverrà quando io sarò in Italia, quindi cercherò di andare direttamente a Castelvolturno. Non mi inviteranno mai. Signori, vi abbraccio, vi bacio, vi invito a lasciare un like che non fa male. Se non siete iscritti al canale iscrivetevi, perché i contenuti non sono così scarni, ma sono approfonditi con tanto di lavagne tattiche eccetera eccetera, e ci divertiamo. C'è una cosa che è sicura, che non ci possiamo mai annoiare, perché il Napoli è in corso d'opera, il Napoli è tutto da scoprire, questo Napoli di quest'anno. Pensavamo di capire come era l'andazzo così, non lo sappiamo come sarà l'andazzo di quest'anno. Di conseguenza stiamo tranquilli, speriamo che va tutto bene. Di Lorenzo capace che gioca, mo con l'Ucraina dobbiamo... non date notizie troppo, perché per dare la notizia in fretta prima degli altri, se poi la notizia è sbagliata, era meglio forse non darla.